Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Talk Talk Sardegna, come sempre a farvi compagnia in diretta dallo studio 1 di Torino. Alessandro Manno. Diretto dallo studio 2 di Torino, Emanuele Orru. E dallo studio 3 di Monserrate, Piero Grimaldo. E sono ben contento che oggi Piero è nuovamente ancora di più in minoranza, perché dal Piemonte viene, nel senso si trova il nostro ospite, Michele Podda, che è in diretta da Volpiano, che per chi non lo sapesse è un paesino vicino a Torino. Ciao Michele, grazie per essere con noi stasera. Ciao ragazzi, grazie a voi per l'invito. Allora, per chi non sapesse chi è Michele, male, state sbagliando qualcosa nella vita, lui gioca in Serie A di calcio a 5, di futsal, con la L84, che è una società che è appunto con sede a Volpiano, ed è uno dei, diciamo, prospetti più giovani della squadra, è esordito in nazionale di calcio a 5, e ho scoperto che sei anche tu fuori sede, quindi nel senso anche tu sei partito dalla Sardegna come noi per andare a stare in Piemonte. E quindi la mia prima domanda da fuorisede a fuorisede è: com'è stato lasciare la tua zona di comfort comunque in Sardegna e confrontarti con il massimo campionato nazionale, quindi decidere di fare il grande salto e andare a giocare nei palazzetti d'Italia? Beh, allora, dal punto di vista sportivo, sinceramente ho avuto pochissimi problemi, perché qui ho trovato un gruppo di ragazzi e comunque in generale una società che mi ha sin da subito accolto benissimo. Mi sono trovato bene, mi sono trovato subito a mio agio, quindi non ho avuto nessun problema con l'ambientamento. Sicuramente, diciamo, dal punto di vista umano, voi potrete capirmi, ho avuto qualche problema in più, perché sicuramente lasciare il clima della Sardegna per andare a trovare quello torinese non è stato affatto facile. Tuttora lo patisco e conto i giorni per far sì che arrivi l'estate il più in fretta possibile, però diciamo che alla fine è un'esperienza anche questa, no? Perché mi sono dovuto ambientare in un luogo nuovo, ad un clima nuovo, con abitudini nuove, però diciamo che tolto il meteo è stato molto positivo questo ambientamento. Ti capiamo perfettamente. Appunto, infatti in questi giorni non si può girare senza cuffietta, come tutti noi ben sappiamo. Detto questo, qual è stata l'emozione di giocare la prima partita nella tua squadra e soprattutto come è stato il tuo percorso di avvicinamento alla nazionale? Allora, diciamo che non ero tanto emozionato l'anno scorso quando ho fatto il mio esordio in questa società, proprio perché probabilmente, ricollegandomi al discorso di prima, nonostante fossero passati solo pochi mesi, ovvero il tempo che io arrivassi qui più la preparazione, ero già talmente a mio agio con la società che non ho mai avuto ansie. Più che, diciamo, emozione, era più adrenalina. Però davvero ho avuto pochissimi problemi anche il giorno del debutto. Il mio avvicinamento alla nazionale maggiore, diciamo che è stato, non saprei neanche come definirlo, perché è stato talmente, come dire, ora non mi viene il Inaspettato. Oltre che inaspettato, è stato un approccio in maniera decisa, perché io venivo da tutto il mio percorso nelle nazionali giovanili, dall'Under 15 in seguito all'Under 17 e poi l'Under 19. La passata stagione avrei già l'anno prima, quando giocavo ancora in Sardegna, avrei dovuto partecipare a un raduno con la nazionale sperimentale, l'Under 23. Uh-huh. Però poi a causa del Covid chiaramente si sono fermati i campionati e i raduni delle nazionali. L'anno scorso si pensava che riprendesse comunque, che ci fossero altri raduni dell'Under 23, però mi sono trovato negli ultimi mesi della stagione senza aver fatto nessun raduno dell'Under 23, perché nessun raduno era stato fatto, era stato programmato, a essere convocato direttamente in nazionale maggiore. Come ti convocano? Cosa succede? Come avviene una convocazione? Allora, la mia personalmente sono stato prima io, adesso negli ultimi raduni che ho fatto in questa stagione è stata avvisata prima la società, però nella prima convocazione diciamo che la nazionale maggiore ha un gruppo WhatsApp in cui
comunque ci sono tutti i segretari, tutto lo staff medico, l'allenatore e i giocatori, però oltre che quelli che andranno al raduno c'è un gruppo proprio di preconvocati. Quindi io sono stato inserito in questo gruppo, è difficile anche descrivere la mia reazione in quel momento perché sono davvero sobbalzato dal divano. Sono stato inserito in quel gruppo, ero comunque tranquillo, sinceramente, perché fosse stato per me io sarei potuto tranquillamente anche restare solamente nei preconvocati, perché davvero era una cosa a cui io nemmeno stavo pensando l'anno scorso, nonostante fossimo primi in classifica e stessi disputando un discreto campionato. Però poi una volta che sono stato inserito in quel gruppo, chiaramente dovevo cercare di arrivare sino in fondo. 4 o 5 giorni dopo poi sono stati esclusi dal gruppo quelli che sono rimasti solo nella lista dei preconvocati, e allo stesso tempo, lo stesso giorno, è arrivata la lettera di convocazione alla società, così ho scoperto la mia prima convocazione. Bello, è come quando ti mettono nei gruppi del regalo della laurea, però penso che sia un pochino più divertente come emozione. Vai Piero. Esatto, no, è stato veramente, ora, quando arrivano le convocazioni, non perché è diventata normalità, perché andare in nazionale per me non sarebbe normalità, neanche se fossi il giocatore più forte al mondo. Però ora, precisamente quando mi arrivano le convocazioni, anche se sono sempre emozionato quando lo leggo, non la vivo più come invece l'ho vissuta l'anno scorso. L'anno scorso davvero mi ricordo che ero di fronte alla TV, erano mi pare le 3 di pomeriggio, tutti i miei compagni stavano dormendo perché vivo con altri 2 ragazzi. Quando l'ho letto mi ricordo che ho fatto le scale per andare ad avvisarli, mi sono sentito davvero svenire perché davvero per me è stato qualcosa di incredibile. Parlando proprio di queste emozioni, ci potresti raccontare quando hai indossato per la prima volta la maglia azzurra? Quando ho indossato per la prima volta la maglia azzurra è stato in questa stagione, perché l'anno scorso, quando sono stato convocato, era per il raduno delle qualificazioni agli europei che si stanno disputando ora, e chiaramente sapevo già che sarebbe stato difficile esordire perché l'Italia non era ancora qualificata, comunque ero un ragazzo giovane e soprattutto ero appena arrivato nel giro della nazionale. Quest'anno c'è stato un torneo in Croazia, a Porek precisamente, in cui partecipavano Finlandia, Arabia Saudita, Isole Salomone, Croazia e Montenegro. La prima partita di questo mini torneo erano 2 gironi da 3 squadre. La prima partita di questo mini torneo contro le Isole Salomone ho esordito. È stato anche quello incredibile perché quando sono stato convocato per la partita, perché poi chiaramente chi va ai raduni sono 20 giocatori, poi chi va in lista sono 14 giocatori. Quando sapevo di essere stato convocato per la partita già ci speravo, quindi probabilmente un po' me l'aspettavo, perché comunque poi era un torneo amichevole. Però poi una volta che sono entrato in campo, una volta cantato l'inno e una volta che il mister mi ha chiamato, anche se c'era già la possibilità e quindi sarei già dovuto essere pronto, non lo ero. E probabilmente non lo sarò mai quando metterò il piede in campo per la nazionale. È stato veramente qualcosa di incredibile. Senti, visto che stiamo parlando di nazionale, restiamo in tema. Come hai detto tu, si sta disputando in questi giorni l'Europeo. L'Italia ha pareggiato 3-3 con la Finlandia all'esordio, poi 2-2 con la Slovenia ieri, se non sbaglio. Hanno giocato ieri. Sì. Adesso deve giocare il Kazakistan. Il Kazakistan che è arrivato quarto all'ultimo mondiale, è una squadra che fa diciamo un po' anche paura per come diciamo ha disputato l'ultimo periodo, diciamo, che sta facendo il ciclo che sta facendo in questi anni. Come pensi che sarà la partita e cosa ti aspetti dai tuoi compagni? Beh, sicuramente sarà una partita difficilissima perché
il Kazakistan è una corazzata. È da un paio d'anni a questa parte che comunque domina le competizioni a livello europeo e mondiale, ha tantissimi giocatori di altissimo livello. Sicuramente sarà difficile, perché è una squadra allo stesso tempo, oltre che essere forte, è una squadra molto esperta, proprio perché è abituata a giocare partite del genere, perché poi ha dalla sua parte il fatto che può permettersi di pareggiare, quindi ha a disposizione 2 risultati su 3, e soprattutto non è una squadra che è già pagata, perché è quasi qualificata, perché chiaramente anche loro cercheranno la vittoria, perché chi arriva seconda nel gruppo becca la prima del gruppo B o del gruppo A, l'Italia nel gruppo B, che comunque è il Portogallo, che al momento è campione in carica, esatto, è campione in carica sia dell'Europeo che del Mondiale. Quindi il Kazakistan comunque farà di tutto per cercare di evitare il Portogallo. Allo stesso tempo però avrà a disposizione 2 risultati su 3, quindi potrà gestire questo vantaggio nella partita. Noi probabilmente, per il fatto di avere tantissimi esordienti e per il fatto di avere giovani per gruppo della nazionale, cosa di cui ho giovato anch'io perché sono stati convocati anche giovani come me, non abbiamo approcciato in maniera perfetta l'europeo, però allo stesso tempo questo è comprensibile, perché con la Finlandia, sia nel torneo in Croazia a cui ho partecipato, sia alle qualificazioni all'europeo in cui ho fatto il primo raduno, sia all'andata delle qualificazioni all'europeo in cui io ancora non ero stato convocato, abbiamo sempre vinto. Poi però quando contano i 3 punti, in queste competizioni in cui non puoi permetterti neanche di sbagliare una partita, è un altro discorso. Soprattutto se non sei esperto e non sai come approcciare, è veramente difficile. Certo, poi anche la pressione si fa sentire, non sono sicuramente partite facili. Manu. Come interpreti tu invece il tuo ruolo? Ci sono dei giocatori di cui ti ispiri oppure sei tu il tuo faro di te stesso? No, io non posso essere il mio faro. Ci sono tanti giocatori a cui mi ispiro, tantissimi anche dentro il gruppo della nazionale, infatti per me questo era un altro motivo per cui la convocazione era una cosa incredibile, perché giocatori che sino all'anno scorso, soprattutto l'anno scorso, perché giocavo in Serie 2, vedevo solo in TV o comunque vedevo giocare sempre a competizioni europee come questo, competizioni mondiali, poi me li ritrovavo a fianco nello spogliatoio, è incredibile. E sono gli stessi giocatori da cui comunque cerco di imparare di più, non solo perché chiaramente sono giocatori forti, tanti perché hanno le mie caratteristiche. Per esempio il giocatore più forte della nazionale italiana, Merlim, che è attualmente uno dei più forti al mondo, è uno che probabilmente ha le mie caratteristiche, perché è un laterale offensivo, però allo stesso tempo è un giocatore completo, riesce a difendere, a attaccare in maniera perfetta, interpreta tutte le fasi di questo gioco in maniera esemplare, perché attacca il portiere di movimento, difende il portiere di movimento, è forte nell'1 contro 1, è un buon passatore. Cioè, penso sia veramente uno dei giocatori più completi al mondo in questo momento, probabilmente insieme a Douglas, che gioca nel Kazakistan. Questo è un altro motivo che rende la sfida tra Italia e Kazakistan molto bella. Ma scusami, come ti spieghi, se tu adesso ti interrompo, come ti spieghi il fatto che comunque sia se Italia, Germania, Spagna, Francia siano nazionali che tu ti aspetti che rientrino nelle prime posizioni, che vadano a cercarsi il titolo, nazionali come il Kazakistan o altri di cui ci hai detto prima, siano là in sedia di posti, a calcio a 11 si vede che non segui il futsal. No, non seguo il football. Infatti sto chiedendo. No, ma io penso che tutto dipenda dal fatto che in alcuni paesi, non conosco realmente i motivi, però si investa sul calcio a 5 più che in altri. Per esempio in Kazakistan il livello del campionato kazako è veramente alto. Ha 2 squadre che arrivano sempre nelle fasi finali della Champions League di calcio a 5.
e comunque a 4-5 squadre che lottano per i vertici della classifica, che sono a un livello altissimo, in cui giocano giocatori veramente forti, probabilmente appunto perché lì si investe di più, quindi riescono più a portare giocatori di livello e più a far crescere il livello del loro campionato. Così come allo stesso tempo succede in Iran, in cui sicuramente provano a valorizzare di più il calcio a 5, il livello del campionato iraniano allo stesso tempo è molto alto, poi è più difficile da seguire perché comunque non partecipa alla Champions League perché fa parte del continente asiatico, però sono tutte nazioni che se sono a quel livello è perché investono veramente tanto sul calcio a 5, danno più visibilità al calcio a 5 e quindi perché per esempio l'Iran ha tanti giocatori forti naturalizzati, però allo stesso tempo è riuscita a naturalizzare questi giocatori brasiliani perché prima di tutto li ha portati nei suoi campionati per alzare il livello di quel campionato. Quindi per chi conosce il calcio a 5 sa che non sono sorprese, alla fine i campionati più forti e più equilibrati del mondo sono quello brasiliano, quello spagnolo, quello kazako, quello portoghese, quello italiano, e quindi sono sempre queste le nazionali che alla fine arrivano a giocarsi i titoli più importanti. Chiedo scusa per la mia ignoranza in materia. Ti sto prendendo in giro. Zitto tu, per cortesia, che avevi questa faccia, questa lone di superiorità il calcio a 5. Guarda, l'ammetto, e tu Piero, scusa un secondo, l'ammetto e basta. Da oggi in poi andrò anche a seguirmi il calcio a 5. Tanto guarda, lui gioca qua dietro, veramente, devi prendere solamente un pullman e vai a seguirti le pareti al palazzetto. Io vi ospito. Noi veniamo volentieri, guarda. Dobbiamo passare anche a Tortona prima. Vabbè, però un giro più largo. Piero, vai. Ok, io essendo un velo pietoso su Emanuele e ti chiedo, visto che negli ultimi anni anche molti ex calciatori di fama internazionale hanno iniziato e si sono anche avvicinati al futsal, penso a Totti con la sua squadra a Roma o a Claudio Marchisio che fa parte della tua società. Com'è anche poterti confrontare con questi ex campioni? Beh, per me è stata una cosa fantastica, perché comunque avere Marchisio nella società, oltre che aumentare il livello della visibilità della società e poter giovare di questo, ci ha aiutato tantissimo perché parecchie volte comunque abbiamo avuto dei confronti con lui. Penso che il più importante sia stato l'anno scorso, quando verso la fine del campionato abbiamo avuto diverse sconfitte che non potevamo permetterci per riuscire a vincere poi la Serie A2. Lui di punto in bianco è apparso al palazzetto quasi come fosse un amico. Ci ha fatto più che altro dei discorsi sulla mentalità, sulla gestione di questi momenti che secondo me hanno aiutato tantissimo poi il gruppo a riprendere la propria marcia verso la Serie A. E quindi sicuramente è stato veramente importante. Poi da uno come Marchisio si può solamente imparare, dunque è una fortuna averlo in società e allo stesso tempo spero che lui influenzi tante altre società a cercare di avvicinare qualche ex giocatore. Ora penso ci stia provando la Sampdoria, che è in Serie A2, che è proprio diventata parte della Sampdoria di calcio, è diventata una polisportiva a tutti gli effetti. E sicuramente questo aiuterà tantissimo a far crescere il movimento e allo stesso tempo aiuterà i giocatori del movimento a crescere tantissimo, perché da queste persone qui si può solamente imparare. Scusami Alec, io sono molto interessato a questo argomento qua. Tu pensi che c'era Piero che sta provando a parlare, caro Emanuele. Mi hai tarpato le ali al povero Piero. No, non vorrei mai tarpare questa bellissima pinna al delfino Piero. Due secondi. Volevo chiederti anche, visto che molti grandi giocatori, penso a Ronaldinho, Neymar, tanti altri, vengono anche dal futsal.
secondo te non ci sarebbe anche un interesse per i grandi club di Serie A avvicinarsi anche al futsal? Beh, ora alcuni partendo magari dal calcio a 5 nelle categorie, diciamo, di giovane età, come per esempio nei pulcini, negli esordienti, o comunque nella femminile, o comunque magari in categorie più basse come la Serie B, tante squadre ci stanno provando. Per esempio ora c'è l'Hellas Verona che potrebbe vincere il campionato di Serie B e salire in Serie A2, o comunque io, perché la vivo proprio qui, ho visto che la Juventus sta lavorando nel calcio a 5, come ti ho detto, nelle categorie dei più giovani, perché vedo spesso che la nostra società con la Juventus fanno delle amichevoli di calcio a 5 con i piccoli amici, appunto con gli esordienti, e che ha affidato questo lavoro nelle giovanili a Musti, che è l'ultimo ex allenatore della nazionale di calcio a 5, quindi non a caso. Si nota che stanno dando tanto importanza a questo e probabilmente tante società si avvicineranno al calcio a 5, però allo stesso tempo penso che ci sia un po' di timore, un po' di titubanza nel farlo, perché non si vuole arrivare al fatto che il calcio a 5 possa dare meno visibilità al calcio, anche se è una cosa molto improbabile, secondo me quasi impossibile. Io penso che comunque ci sia questo pensiero e si cerchi di non arrivare a questo. Ma tu non pensi invece che si crei, scusami Ale, la domanda che volevo fare a lui, in parte me l'ha presa Piero, non pensi che invece possa generarsi un valore positivo come per il calcio femminile? Sicuramente, io penso che diciamo che poi chiaramente la vedo dal mio punto di vista e dal punto di vista del movimento calcio a 5, però io penso che l'avvicinamento del calcio porterebbe solo cose negative nel mondo del calcio a 5, così come il calcio a 5, a parer mio, al di là della tecnica o della tattica, porterebbe un sacco di positivi, un sacco di cose positive all'ambiente del calcio a 11. Però purtroppo non sono decisioni che prendiamo noi, quindi resta solo un pensiero. Io ricordo che tra l'altro mi scrivono gli amici che ci stanno guardando che a Oristano c'è una squadra di calcio che si chiama i Fenicotteri, che ha vinto diversi tornei in Italia, soltanto che loro fanno parte del calcio a 5 delle persone con disturbi mentali e hanno vinto anche tornei importanti a livelli internazionali. E ricordo che uno di questi ragazzi, quando durante la mia carriera calcistica veniva da noi a insegnarci i palleggi ed era letteralmente impossibile togliergli la palla, ma era un giocoliere, letteralmente era un giocoliere. Prego. Sì, io concludo perché stiamo andando un po' in chiusura, ti faccio un'ultima domanda che riguarda un po' la tua squadra. No, poi arriva anche la domanda. Intanto ti faccio questa domanda di un pochino più stretta attualità. Fammi fare il giornalista sportivo, che non lo sono, amici dell'ordine. Dicevo, allora, fermo, se non vado errato, voi quando riprendete il campionato avrete uno scontro importante con la Feldieboli per cercare di allontanarvi il più che potete dalla zona play-out. Come sta andando comunque in generale il campionato? Cosa pensi che bisogna migliorare? E cosa ti aspetti anche dalla sfida che vi state preparando a inizio febbraio? Allora, il campionato penso che stia andando come ci aspettavamo, perché la società ha preso 4-5 giocatori di livello altissimo, veramente di un livello da top club in Serie A, però allo stesso tempo ha unito questi giocatori a dei giovani come me, come altri ragazzi che comunque sono del 99, del 97, tutti di questa età qui, che comunque anche se sono veramente promettenti, perché io penso che in questa società ci siano veramente tutti i giovani più promettenti d'Italia, sono e siamo, perché mi ci metto anch'io, molto inesperti. Diciamo che questa cosa per me può essere quasi paragonata all'esordio della nazionale all'europeo, perché sono stati uniti dei giocatori di livello veramente alto e esperti, con degli altri esordienti molto promettenti ma con poca esperienza. E quindi credo
che la società magari pensava di chiudere il girone d'andata in qualche punto in più, però se dovessimo riuscire a vincere con la Phil di Eboli, secondo me avremmo raggiunto quello che la società si aspettava a metà campionato, perché quella sarà l'ultima partita del girone d'andata. È una cosa normale, perché ti ripeto, ci sono giocatori di livello altissimo, ma allo stesso tempo dei giovani promettenti che però hanno poca esperienza, e questo lo paghi in termini di approccio, in termini di gestione di alcune situazioni, e soprattutto quando poi magari vengono a mancare quei giocatori di livello alto. Per esempio, la seconda giornata già ci trovavamo senza 2 di quei 4-5 giocatori, quindi alla seconda giornata in Serie A sono stati buttati dentro tanti giovani, abbiamo lottato contro l'Olympus, che era una corazzata, però aveva tante persone molto forti e molto più esperte, e quindi magari non riesce a portare qualche punto in più a casa. Con la Fel di Eboli penso sarà la stessa cosa, magari già nel girone d'andata, dato che siamo quasi alla fine, abbiamo acquisito un po' di esperienza in più, però sarà una partita difficile. Loro sono forse sono la squadra con più rotazioni in tutto il campionato italiano, hanno quasi vinto la Supercoppa italiana col Pesaro, in più si gioca in casa loro, quindi sarà difficilissimo. Bene, Michele, allora adesso abbiamo una domanda che è il clou, la domanda, che non so chi la vuol fare di voi due, visto che se no la faccio sempre io. Chi la vuol fare? Piero, Emanuele? La faccio io, visto che oggi... Vai Piero. Questo format si chiama l'aperitivo, sono più o meno le 19:30, devo farti questa domanda, ma io domani vado a Torino, ok? E voglio invitarti a fare aperitivo, che cosa devo offrirti? Beh, allora io direi a Torino, ok? Parliamo di Torino? Ma anche sì, dai. No, aspetta, ho capito dove vuoi. No. Che dobbiamo prendere appunti anche noi, tanto. Allora, innanzitutto partiamo dal luogo, ok? Io direi per l'aperitivo andiamo al Quadrilatero. Sì. Poi, anche se aperitivo, un buon bicchiere di vino. Bianco o rosso? Rosso. Primo rosso. Primo rosso. Sì, primo rosso. Mettiamolo nel borsino dei vini. Poi questo pezzo non lo può sentire la società, almeno la nutrizionista escludiamo. No, ma infatti stava scherzando. In realtà quando lo chiamano per l'aperitivo prende acqua, meglio se naturale, fuori frigo, per evitare anche come Stefano Oppo, tant'è che a lui gli viene portata l'acqua dell'Antartide, come noi ben sappiamo. Esatto. Poi aggiungerei, vitello tonato. Ok. I tomini. Buoni. Top. Alias sono i formaggini. Perché Esattamente. È vero, perché in Sardegna non siamo abituati. No. Traduciamo. Poi, qualche altro formaggio. Un po' di fonduta io la prenderei, un po' di fonduta. Un po' di stuzzichino. E poi cosa possiamo aggiungere? Sto pensando, Salsiccia di spassona, per leggeri. Salsiccia di bra. Esattamente, anche quella buona. Io ero titubante su quella, però veramente... Anche Alessandro era titubante, però si è titubato da solo poi dopo. No, quella... Sì. Ma davvero, spaziale. Il mangiare qui... Io pensavo che la cucina sarda fosse una delle migliori, però anche la cucina piemontese è veramente, veramente buona. E intanto gli faccio complimenti perché è l'unico che ci ha fatto il menù completo. Sì, vorrei dire. Poi, come dolce, diciamo solo un giambugliotto, però... Sì, perché ci teniamo leggeri. Esatto. Comunque, amici della società, lui prende soltanto un bicchiere d'acqua e dei grissini. Sì. Va bene, allora noi siamo quindi in chiusura. Allora, grazie mille Michele, verremo sicuramente a trovarti al palazzetto, quindi vedremo di venire a vedere una tua partita. Manu, dimmi tutto. Io al Quadrilatero. Ecco, bravo Piero. Vi aspetto il Quadrilatero. Ale, non dimentichiamoci dell'appuntamento di stasera come sempre alle 21:30 per sapere oggi la politica se è riuscita o meno a eleggere il Presidente della Repubblica o se ci riuscirà domani.
Vedremo. E allora, che dire, grazie a Radiolina che ci dà un tetto sulla testa, non che ci paghi l'affitto, però comunque ci dà la possibilità di stare qui. Grazie a Matteo Tofalò che ci supporta in parte tecnica. Un saluto da Alessandro Mani, diretta da Torino. Da Emanuele Orru, in diretta da Torino. E da Piero Grimaldi, in diretta a Monserrato. E a tutti voi l'augurio di una buona serata. Ci vediamo mercoledì sera su Instagram per la ripresa della Repubblica e mercoledì prossimo, sempre qua su Facebook, per vedere chi vi avrà portato questa volta. Buona serata a tutti.